Oggi interrogherete come comunità ecclesiale, avete organizzato questo confronto con i candidati a sindaco, ecco, su quali tematiche in particolare? Intanto il confronto, l'incontro con i candidati a sindaco è un momento di sana democrazia che è diventata tradizione nella nostra comunità ecclesiale cittadina e cercheremo di farci dire dai candidati quali sono intanto le loro prospettive, come intendono risolvere i problemi principali che sono sempre gli stessi: infrastrutture, le strade, il rapporto con la gente, quale futuro per la nostra città anche in riferimento alla sua vocazione turistica, quale tipo di collegamento si può realizzare tra la valle, le coste e il centro città per sviluppare quella che è la nostra vocazione naturale. E poi quale rapporto con i fratelli migranti, visto che il nuovo disposto del Ministero dell'Interno prevede un dislocamento in un certo modo, come il futuro sindaco intende affrontare questa problematica, ma soprattutto come si vuole servire questa gente nelle cose più semplici. Ci sono purtroppo il Covid ne ha creato di nuove, vecchie e nuove povertà che devono essere stanate e affrontate. Oggi un incontro con la comunità ecclesiale agrigentina per affrontare tematiche squisitamente sociali. Ecco, una parte di questo programma è dedicato proprio a queste tematiche, in particolare quali, Marco Zambuto? È un momento di confronto importante per guardare la città del futuro. Purtroppo in questi anni dal punto di vista sociale sono stati persi tanti finanziamenti, più di 16 milioni di euro che erano del distretto sociosanitario e che sarebbero serviti per i più bisognosi, per i ceti meno abbienti, per la tanta povertà che purtroppo in questi anni è cresciuta in città, anche e soprattutto per ragioni di carattere più generale. Il fatto che il distretto sociosanitario si sia bloccato, come purtroppo si è bloccata tutta la città, perché nella città è stato premuto il tasto pausa ed è una città che si è fermata. Oggi il confronto con la città va ripreso per discutere e affrontare le cose importanti, fare ripartire il piano regolatore generale della città, strumento di sviluppo economico della città. In città la vicenda della pianificazione urbanistica è ferma da 7-8 anni, e così come tutte le altre vicende che riguardano lo sviluppo economico di Agrigento. Noi ringraziamo la comunità intera che ha organizzato questo evento, un momento di confronto che è assolutamente importante, specialmente a pochi giorni al voto, per confrontarci tra di noi e confrontarci con la città e quello che la città ci chiede come priorità. È un momento di grande riflessione e di grande responsabilità. Siamo 6 candidati e questo è un segno di democrazia che l'agrigentino e l'agrigentina non devono utilizzare in modo superficiale, ma con grande senso di responsabilità, andando a votare e individuando chi davvero può essere portavoce di una visione di città nuova. Una città nuova deve avere un sindaco che sia nuovo rispetto al passato, deve avere un sindaco che voglia davvero fare il sindaco. Deve avere un sindaco che non sia imposto, che non sia sopportato, ma che sia scelto, perché il sindaco si sceglie e noi riteniamo sia davvero ora di sceglierlo nuovo e sceglierlo appassionato come questa città merita. Quindi buon voto, andate a votare. Allora, le risposte le abbiamo parzialmente messe nel programma. A quanto pare siamo gli unici ad avere anche inserito qualcosa sugli immigrati come una consulta, perché se dobbiamo convivere con queste persone almeno vogliamo sapere che cosa pensano e cosa vogliono fare, anche perché questa convivenza in certi punti della città è un po' troppo impetuosa. E poi invece per quanto riguarda la povertà vecchia e nuova, noi cercheremo anche di dare delle indicazioni anche per uscire fuori, per non dare soltanto dei sussidi, ma per cercare di, attraverso uno sviluppo economico crescente, con professioni che portano a creare delle professioni vere, quindi non soltanto cantieri di servizio, ma dei cantieri che servono a imparare alle persone a lavorare, a pescare invece di avere il pesce direttamente in mano. Con l'ascolto, che è la cosa migliore, cioè porsi in una condizione dell'ascolto che è sempre la cosa migliore, che ti serve a imparare, correggere cose che magari
vanno corrette, ce ne saranno un'infinità e quindi credo che questo sia il modo giusto per approcciarsi. Ecco, in particolare Don Mario parlava di accoglienza, ecco, in queste tematiche la città cosa fa? Se ci riferiamo all'accoglienza legata al ciclo di quello che è il flusso dei turisti o se si tratta invece del flusso migratorio, ci sono due forme diverse, diametralmente opposte, no, non opposte, ma certamente diverse di accoglienza. Io credo che lui si intenda riferire al flusso migratorio e quindi la storia della città in qualche modo racconta di una vocazione in questa direzione svolta in questo quinquennio. Il tema poi rimane certamente complesso se lo si traguarda come fatto generale di flusso internazionale che richiama, non c'è dubbio, a responsabilità sovranazionali.